Se c'è una cosa di cui i candidati sindaci non possono fare a meno è il contatto con la gente. E quale posto migliore se non un quartier generale, pronto a raccogliere segnalazioni e consigli. Questa sera Stefania Chiarelli, sostenuta da Abano Viva e Orgoglio Aponense, ha inaugurato il suo. Siamo all'inaugurazione della mia sede elettorale ad Abano, in via Montortone numero 21, dove le mie liste civiche Abano Viva e Orgoglio Aponense con i suoi candidati consiglieri incontrano la cittadinanza. Io e i miei candidati incontriamo qui i cittadini e siamo contenti di poterlo fare perché uno dei nostri punti fondamentali è proprio l'ascolto del cittadino. Qui è un posto in cui noi non solo ci troviamo e discutiamo la nostra progettualità, ma incontriamo i cittadini, ascoltiamo le loro idee, le loro proposte e con loro ragioniamo sul futuro della nostra città. Il cittadino al centro, questo è il principio che ci muove, questo è il futuro che vogliamo. Vogliamo costruire e fare nascere la nostra Abano insieme ai suoi abitanti. Quindi vi aspetto numerosi, noi siamo qui e abbiamo voglia di dialogare con voi. Una svolta, un cambio di rapporto per la volontà. Ne hanno tanto bisogno, speriamo, dai. Complimenti.